a Negrara, ragazzino di 13 anni investito e ucciso lungo la provinciale da un automobilista che non si ferma a soccorrerlo. Rintracciato dai carabinieri il conducente, un operaio 39enne del posto. Cede la copertura del capannone mentre installano i pannelli solari. Dramma sul lavoro in zona industriale a Ponzano Veneto. Gravissimi 2 operai di 21 e 56 anni della Soladria nel Rodigino. E ancora sotto shock Matteo Ginetto, il tassista aggredito domenica all'alba in piazzale Roma a Venezia da Mogliano, dove vive con la famiglia, ci racconta quei terribili momenti. È tornato a casa dalla sua mamma, il cucciolo di macaco rubato dal parco Cappellar di Cattigliano, gli animali picchiati durante il furto su cui indagano i carabinieri. Benzinaia alla prova dei cartelli con il prezzo medio regionale del carburante. Per gli inadempienti da oggi è prevista una sanzione. Un'Expo ingenerosa di turismo vive l'intera città, così gli albergatori di Venezia rispondono al monito sul rischio della città di finire nella lista nera del patrimonio mondiale in pericolo. Teatro Olimpico, uno dei simboli di Vicenza, avviata la candidatura a monumento nazionale. Obiettivo: riconoscere il valore di un'opera architettonica ammirata in tutto il mondo. Buonasera e ben ritrovati con l'edizione del Veneto dei nostri telegiornali. In primo piano la tragedia che si è verificata a Negrara di Valpolicella nel Veronese. 13enne travolto da un'auto pirata è morto stamattina all'ospedale di Verona e poco fa si è appresa la notizia che i carabinieri, dopo serrate indagini, sono riusciti ad individuare l'investitore. Si tratta di un 39enne del posto. Avrebbe compiuto 14 anni a settembre, stava rientrando a casa dopo una partita di calcio. Chris Obenga Bom, il ragazzino investito ieri sera a Negrara di Valpolicella nel Veronese da un automobilista che dopo averlo travolto è fuggito. Soccorso dai sanitari del 118, Chris è stato trasportato all'ospedale di Borgo Trento, dove questa mattina è morto a causa delle gravissime lesioni riportate. La famiglia è originaria del Ghana. Chris, come i suoi 2 fratelli, era nato in Italia, frequentava le medie ed aveva una grande passione per il calcio. Giocava nelle giovanili del Negrara. La notizia della tragedia ha scosso profondamente la comunità, anche perché si è appreso che il ragazzino probabilmente avrebbe potuto essere salvato se l'investitore avesse subito allertato i soccorsi. Il giovane invece è stato abbandonato a terra prima di essere notato più tardi da un passante. Sconvolto, il sindaco, che conosce la famiglia, da anni residente nel comune, è perfettamente integrata. Lasciato sul bordo della strada con noncuranza fa pensare a dove la società sta arrivando, no? Dove in questo momento insomma, la irresponsabilità delle persone sta raggiungendo dei limiti che non trovano giustificazione. E nel tardo pomeriggio, dopo ore di serrate indagini, i carabinieri hanno individuato il pirata. È un operaio 39enne del posto. Grazie a dei pezzi del fanale e dello specchietto, i militari sono risaliti al modello dell'auto. Poi, grazie alle numerose telecamere di videosorveglianza, hanno individuato la targa. L'auto risulta intestata ad una donna, ma in uso al figlio, il quale l'ha usata anche stamane per recarsi al lavoro. Raggiunto dai carabinieri, ha ammesso di essere stato alla guida la scorsa notte, ma non di aver investito una persona. Sull'auto sono però presenti danni compatibili con i frammenti rinvenuti e con l'investimento. La cronaca ora ci porta nel Trevigiano, a Ponzano Veneto, per la notizia di un incidente sul lavoro. 2 operai sono gravissimi. Ci racconta tutto Anna De Roberto. Buonasera Anna. Sì, buonasera Marta, alle mie spalle la ditta Carniato, siamo in via dell'Indipendenza, la zona industriale di Ponzano, marca trevigiana. Poche ore fa si è compiuto un incidente sul lavoro, un grave infortunio sul lavoro che ha coinvolto 2 operai della Soladria. È una ditta che stava installando dei pannelli fotovoltaici per conto di Eni proprio qui sul tetto di questa azienda, che aveva prestato appunto il tetto per questa installazione. Pare, secondo la prima ricostruzione, che i 2 operai, 22 anni e 57 anni, fossero sulla cesta proprio qui diciamo sulla sommità dove dovevano essere installati i pannelli, quando ad un certo punto si sono sganciati per scendere e posizionare un pannello. Hanno camminato dunque sopra
il tetto, che però era fatto di fibra di cemento e sotto pare vi fosse soltanto del cartongesso, e così in una frazione di secondo sono precipitati a terra all'interno dell'azienda, davanti agli occhi degli altri operai che stavano lavorando. Sono precipitati un volo di circa 8 metri. Sul posto sono arrivati i tecnici dello Spisal, c'è ancora l'auto dell'ULS che è qui sul posto, i tecnici sono ancora dentro, poi da pochissimo sono andati via i vigili del fuoco che hanno ovviamente fatto un sopralluogo sul luogo e hanno alzato anche un drone per fare delle riprese dall'alto per vedere lo stato del tetto. Si diceva fibra di cemento, si è creato un buco di 2 metri per 2, ci ha riferito il sindaco che è arrivato sul posto. Subito avvisate, ovviamente chiamate i soccorritori, sono arrivati con l'elicottero e poi con 2 ambulanze. I 2 operai sono molto gravi, sono ricoverati in prognosi riservata, appunto 2 ambulanze e l'elicottero. Sono in corso accertamenti, sono arrivati anche carabinieri, ovviamente oltre ai vigili del fuoco, tecnici Spisal ancora qui sul posto, ma insomma la dinamica è abbastanza chiara. Pare che appunto i 2 si siano sganciati per poter posizionare il pannello fotovoltaico e il soffitto purtroppo dell'azienda non ha retto il peso dei 2 uomini, facendoli crollare a terra. Questi sono gli ultimi dettagli che abbiamo. Sappiamo per ora che i 2 operai, 22 e 57 anni, sono in prognosi riservata all'ospedale Cafoncello di Treviso. De Roberto per questo collegamento con la collaborazione tecnica di Alberto Pivetta. Noi ora andiamo a Mogliano, dove vive con la famiglia il tassista Matteo Ginetto, aggredito domenica alle prime luci dell'alba a Piazzale Roma. È ancora sotto shock, sentiamo. Arrivano ubriachi perché hanno fatto tutti i bacari, sono già alterati, con le bottiglie in mano, che è un pericolo perché alla fine è un'arma. Aggressivi. Noi non abbiamo nessuno, io esco per fare il tassista, non esco per fare il pugile o per fare il poliziotto. Ripensa all'aggressione, al pugno che gli è stato sferrato in pieno volto, ai colpi alla schiena e alla testa. Poteva andare peggio, ci dice. Io non devo andare fuori con la paura, stasera torno a casa vivo o non torno a casa vivo, cioè non esiste. Parla con l'amaro in bocca Matteo, ad aggredirlo 3 extracomunitari ubriachi con bottiglie di birra in mano, che si sono avvicinati mentre lui stava aspettando alcuni turisti da portare da Piazzale Roma all'aeroporto Marco Polo. Deteggiavo, ok, per cercare di coprirmi e difendermi e roba, finché poi mi sono trovato alle spalle al muro, allora mi sono chiuso a uovo per proteggermi dai colpi, no? In quel frangente arrivano questi 2 Bangladesh, adesso dicono che siamo bravi perché io non ricordo, solo mi ricordo le voci, state fermi, cosa fate, qua e che là, e che devo solo ringraziare, e praticamente sì, me li hanno tolti, tra virgolette, hanno smesso di colpirmi, ok? Perché non riuscivo neanche a tirarmi su, perché ero talmente chiuso che non riuscivo neanche a reagire. Poco dopo l'aggressione è scoppiata una rissa fra questi cittadini del Bangladesh e 3 extracomunitari che avevano picchiato il tassista. Rissa finita con un accoltellamento e per la quale sono scattati degli arresti. I tassisti e gli autisti degli autobus rimangono una categoria a rischio. I colleghi della CTU ogni sera hanno un'avventura, anche loro, sti disgraziati che escono per fare lavoro e non sai se torni a casa, perché ti monta l'ubriaco, ti monta questo, ti aggrediscono, sono arroganti. E tutto perché? Perché sanno che non viene fatto nulla, perché li prendono, li portano dentro e dopo, perché qua, perché là, sono già liberi il giorno dopo e te li trovi di nuovo lì. Perché quello che mi ha aggredito con le bottiglie, quello è una faccia conosciuta, lui è sempre a Piazzale Roma. Matteo, dopo tutti gli accertamenti in ospedale, tornerà presto a lavorare. Devo, perché ho una famiglia da mantenere, mi tocca, perché sennò, se potessi fare a meno, andrei a fare qualcos'altro. Per questo è il mio mestiere, cioè cosa devo fare? Una mia attività, ho investito dei soldi. Tornerà al lavoro, ma con un animo diverso e con un'attenzione più alta, anche se tutto questo, confida, non basterà. È tornato a casa il cucciolo di macaco rubato dal parco faunistico Cappeller di Cartigliano. Gli animali sono stati picchiati in modo selvaggio durante il furto. Continuano le indagini dei carabinieri. Lo stringe forte con la mano che lo accarezza e lo protegge. Sono tornati a essere inseparabili Forrest e la sua mamma. Il piccolo macaco, un mese circa, nella notte tra domenica e lunedì, è stato letteralmente strappato dalle sue braccia a furia di botte che non hanno risparmiato nessuno dei 6 macachi presenti al parco faunistico Cappeller. Dopo gli accorati appelli lanciati via social, il cucciolo, che proprio in omaggio ai suoi soccorritori è stato ribattezzato Forrest, è stato consegnato
consegnato ieri pomeriggio ai carabinieri da un uomo che lo aveva trovato nel centro di Favaro Veneto, in una gabbia all'interno di un sacco. Da qui la telefonata al parco e il ritorno a casa. Era difficile rintrodurlo in un gruppo, anche perché il piccolo aveva comunque altri odori, non è mai facile rintrodurre un individuo all'interno di un gruppo. È andato tutto bene nella rintroduzione, la mamma l'ha preso subito con sé. Sono ancora, anche il piccolo ha riportato diversi ematomi in testa, e il respiro inizialmente, appena la veterinaria, uno dei titolari si sono recati dai carabinieri, non era bellissimo. Sta ricevendo tutte le cure del caso e speriamo insomma che vada tutto a buon fine e si rimetta presto. Giornate difficili per il gruppo di macachi, sono stressati, terrorizzati, pieni di ematomi dopo le botte ricevute forse con un bastone dai ladri che sono entrati dopo aver tranciato questa rete. Animali particolari, i macachi, che anche gli addetti del parco trattano con attenzione. Di Forrest, che non era mai stato avvicinato dal momento della nascita, fino a ieri non si conosceva neppure il sesso. Per controllare il sesso del piccolo avremmo dovuto anche noi strappare il piccolo alla mamma, e solitamente lasciamo sempre che sia lei ad avvicinarsi a noi. Indagini sono in corso per capire chi possa essere il responsabile di un'azione così malvagia. L'auto dei malviventi è stata ripresa dalle telecamere di sorveglianza del parco. Il video è già stato consegnato ai carabinieri. Il primo furto di animali subito dal parco Cappeller. La domanda che ci stiamo facendo tutti è: perché? Perché massacrare degli animali di botte per sottrarre un piccolo alla mamma? Non sappiamo. Il proiettile, siamo con la cronaca, ora il proiettile sfiora il capotreno che si accorge di avere in mano una penna che in realtà è una pistola, così gli agenti della Polfer hanno arrestato un 28enne. Sembrava una semplice penna, in realtà era una sorta di pistola vera e propria. A scoprirla, insieme ad altri oggetti abbandonati, il capotreno di un convoglio della tratta Piacenza-Milano, che mentre la manipolava faceva partire inavvertitamente un colpo con la pallottola che sfiorava l'uomo, salvo per pura fortuna. Gli agenti della Polfer iniziano così le indagini e risalgono a un 28enne di origini pugliesi, residente a Padova. Durante l'ispezione all'interno della sua abitazione, i poliziotti trovano, nascosta nell'armadio della camera da letto, una seconda penna pistola clandestina con un colpo in canna e 7 proiettili calibro 22. Composta da un cilindro di metallo assemblato con un meccanismo a scatto e una canna ove è possibile collocare i proiettili, la penna è micidiale. Il 28enne è stato arrestato in flagranza e denunciato per ricettazione e detenzione illegale di munizionamento. La penna pistola è sempre più diffusa, specie nelle città del sud. Non si ha notizia di colpi messi a segno con questo tipo di arma nel padovano, tuttavia si sospetta un principio di diffusione anche nelle nostre zone. Parliamo ora di benzinai, alla prova del 9 da oggi con i cartelli con il prezzo medio regionale del carburante che appunto dal 1° di agosto sono obbligatori. Quelli che installiamo noi sono wifi, quindi viene aggiornato dal Ministero, credo. Cos'è, un cartello in metallo? Sì. Cioè metallo con i LED, elettronico insomma. Ha un costo questo per i benzinai? Sì, però non so dirle quanto. Le pompe bianche pagheranno l'installazione del cartello di tasca propria, va meglio ai distributori a marchio, l'installazione è a carico delle compagnie. C'è però il problema del posizionamento. Il signor Moreno Marcon, da 50 anni lungo la Postumia, benzinaio da generazioni, ha dovuto inventarsi un piedistallo cui appendere i dati, da cambiare ogni mattina spostando i magneti. Un onere in più per noi gestori a tenere aggiornato ogni giorno queste cose qua, salvo avere delle sanzioni, perché se non sono aggiornate c'è la Guardia di Finanza o qualcun altro, sono delle multe salate. E qui sta il paradosso: il prezzo medio è calcolato confrontando impianti di montagna e impianti di pianura, gestori che lavorano in condizioni troppo diverse per poter adattare i costi di vendita al prezzo medio regionale.
non lo posso fare perché altrimenti ci rimetto del mio. Già abbiamo dei margini che sono talmente rosicchiati che se vado a togliere del mio, cioè è come togliermi il guadagno, hai capito? Non lo posso fare io, lo possono fare soltanto le compagnie. 35 millesimi al litro è quello che ai gestori rimane in tasca, gestori su cui pesano i costi dell'energia e delle commissioni per i pagamenti con POS. Pochi gli automobilisti che hanno badato ai cartelli, molti sono affissi alle vetrate, distano diverse centinaia di metri dalla strada. Per intercettare quei numeri grandi non più di una mano bisogna oltrepassare prima gli altri dati, il prezzo self e servito del carburante in vendita alla pompa. Io l'aveva guardato prima di entrare? No. No, ma è differenza di quanto? Di 1 centesimo? Chi si è fermato qui apposta? Ha visto il cartello? No, per dire il vero no, io mi fido perché vengo spesso qua. È importante per lei quel cartello? Cioè è decisivo per la sua scelta di fermarsi? No, in questo momento è decisivo il fatto che fra 1 chilometro restavo a piedi. Quindi il cartello non c'entra? In questo frangente no. UNESCO ed il rischio della città di Venezia di finire nella blacklist del patrimonio mondiale in pericolo. Intervengono oggi gli albergatori. Sentiamo. Con la complicità del cielo imbronciato, i turisti si sono riversati in massa su Venezia, bloccando in mattinata addirittura il Ponte della Libertà, dove si è formato un serpentone di auto lungo oltre 2 chilometri, diretto verso Piazzale Roma. Tutti incolonnati in cerca di un parcheggio miraggio, è divenuto introvabile anche per chi tra i residenti ce l'ha, con tanto di abbonamento, vedi comunale, ma vista la lunga coda per entrarvi, ha preferito rinunciarvi. Tutto questo a nemmeno 24 ore dal monito sulla fragilità della città e sui rischi cui va incontro lanciato dall'UNESCO. Il monito dell'UNESCO va tenuto presente, la sua importanza, però lo trovo assolutamente ingeneroso per la parte in cui si critica l'assenza di politiche di sostenibilità, perché sotto questo aspetto molto si è fatto. Cito il Mose, ma cito anche tutte le iniziative che il Comune di Venezia sta adottando. Vero è che se il turismo di massa con le sue affittanze brevi, secondo UNESCO, è tra le cause principali della sofferenza della città, rappresenta anche il 20% del PIL dell'intero stivale. Però noi viviamo di turismo, tutti vivono di turismo, dagli albergatori ai ristoratori, ma anche tutti coloro che lavorano per questo mondo, dagli avvocati agli architetti e perché no, dagli impiegati di banca che stipulano i mutui che vengono contratti dagli albergatori. E proprio dall'Associazione Albergatori di Venezia la doppia proposta. La prima, dividere il turismo mordi e fuggi da chi invece prenota in anticipo per una vacanza più lunga. Gestire il turismo. Abbiamo detto che sono circa 30 milioni di turisti che giungono, ma la gran parte, i 2/3, sono turisti pendolari che giungono dalla mattina alla sera, bassa spesa pro capite e poi un alto costo per la collettività dal punto di vista della sostenibilità, ma anche dal punto di vista della gestione. Quindi la seconda proposta, tra l'altro ripescata dal cilindro di quelle risalenti a fine anni 90 e più che mai attuale, rendere ZTL l'intera area di Piazzale Roma. Chi dorme, chi ha qualsiasi titolo, quindi anche i turisti pernottanti, chi vive, chi lavora, chi studia a Venezia ha diritto di entrare a Piazzale Roma, che è la porta d'ingresso principale della città, attraverso il Ponte della Libertà. Gli altri quindi il turismo pendolare giornaliero, si deve fermare su terminal sulla Gronda lagunare e trasportato in città attraverso entrate secondarie. Un'indagine sui prodotti forniti alle mense dell'esercito porta alla luce gravi irregolarità, prodotti destinati anche a caserme di Padova e Treviso. L'indagine era partita un anno fa da una segnalazione del settore veterinario dell'esercito responsabile delle ispezioni nelle mense e così il NAS di Padova, con il coordinamento della procura, inizia a scavare sulla preparazione dei pasti destinati a 4 caserme del Triveneto, 2 a Padova, sedi dell'ospedale militare del centro rifornimenti, una a Treviso, il 3° reparto aeromobili dell'aeronautica militare e il 5° reggimento alpini di Vipiteno. Emerge che, secondo i carabinieri, un'azienda colosso della ristorazione spacciava per biologici prodotti che non lo erano, per freschi prodotti che erano conservati, oltre alle irregolarità nelle etichette. Per questo le accuse sono pesanti,
come frode in commercio, il mancato rispetto dei contratti, reati ai danni della pubblica amministrazione. E così a finire nei guai sono 6 persone indagate, i vertici dell'azienda, tra cui un trevigiano 64enne di Asolo e un veronese di 44 anni di San Giovanni Lupatoto. Insomma, alla base ci sarebbe un sistema collaudato per risparmiare centinaia di migliaia di euro sul contratto, acquistando prodotti più economici e non facendo lavorare i dipendenti nei giorni festivi e prefestivi. A sostegno delle indagini, intercettazioni ambientali e immagini di telecamere installate nei centri cottura. Teatro Olimpico di Vicenza, avviata la candidatura a monumento nazionale. Uno dei simboli di Vicenza, apice della geniale creatività di Andrea Palladio, il primo teatro coperto della storia, inaugurato nel 1585, il Teatro Olimpico, si candida a diventare monumento nazionale. La proposta è di Vladimiro Riva, consigliere delegato del Consorzio Vicenza e già promotore della candidatura della Basilica Palladiana, monumento nazionale dal 2014, dopo un percorso durato 3 anni. A sostenere la proposta, approdata a Roma, il disegno di legge con primo firmatario il senatore di Forza Italia Pierantonio Zanettin. Su suggerimento del mio grande amico Vladimiro Riva, ho presentato al Senato un disegno di legge per far dichiarare il Teatro Olimpico monumento nazionale. Dopo la Basilica Palladiana sarebbe davvero un fiore all'occhiello della città avere un secondo monumento nazionale. Parte così l'iter, appoggiato dai parlamentari vicentini di diverso colore politico. Il deputato veneto di Fratelli d'Italia Silvio Giovine ha depositato parallelamente alla Camera un altro disegno di legge per rendere monumento nazionale il Teatro Olimpico di Vicenza. L'obiettivo uno solo, riconoscere il valore di un'opera architettonica ammirata in tutto il mondo. Il disegno di legge passa ora all'esame della Commissione Cultura. L'iter al Senato potrebbe ragionevolmente concludersi entro l'anno. Poi passerà all'altro ramo del Parlamento e se ne dovranno ovviamente occupare i colleghi deputati. Ora c'è bisogno del sostegno convinto di tutta la provincia per conseguire questo ambizioso traguardo. Ad appoggiare la candidatura anche il sindaco Giacomo Possamai. Appoggiamo con forza e con determinazione la proposta di legge che arriva dai parlamentari vicentini trasversalmente di tutte le forze politiche, perché siamo convinti che il Teatro Olimpico meriti questo riconoscimento. È il teatro coperto più antico al mondo e quindi sarebbe un ulteriore messaggio importante per la città, per la sua promozione turistica, per la sua storia, per la sua cultura. E siamo al termine di questa edizione del Veneto dei nostri telegiornali. Ci salutiamo dando uno sguardo alle previsioni del tempo per le prossime ore con il nostro meteo. Arrivederci. L'Unic Star, le uniche pagliette antibatteriche in commercio, prodotte anche per i marchi più importanti, sia nazionali che internazionali. Benvenuti al meteo di Antenna 3. Le previsioni per mercoledì 2 agosto. Sulle zone pianeggianti del Veneto cielo prevalentemente poco nuvoloso, su quelle montane tempo variabile con spazi di sereno più ampi fino al mattino e nuvolosità in aumento nel pomeriggio. Precipitazioni generalmente assenti, salvo occasionali piovaschi. Temperature minime tra 18 e 21 gradi, massime tra 23 e 29 gradi. Sul Friuli Venezia Giulia poco nuvoloso al mattino sulle coste e in pianura, nel pomeriggio in prevalenza sereno. In mattinata soffierà bora moderata a cui si alternerà la brezza pomeridiana. Non si esclude nel pomeriggio qualche locale rovescio. Temperature minime tra i 16 e i 22 gradi, massime tra i 26 e i 29 gradi. Sul Trentino Alto Adige tempo molto soleggiato, al mattino locali nubi basse con scarsa nuvolosità fino al pomeriggio sera. Temperature minime tra gli 11 e i 22 gradi, massime tra i 23 e i 30 gradi. È tutto, arrivederci. L'Unic Star, le uniche pagliette antibatteriche in commercio, prodotte anche per i marchi più importanti, sia nazionali che internazionali.